Buongiorno di nuovo in diretta con Focus TG. Andiamo subito a Cadoneghe, dove sono sul sentiero di guerra ancora oggi i multati dagli autovelox e tornano le proteste, i sit-in, perché domani si sono dati appuntamento in comune sotto le finestre del sindaco. Sentiamo subito da Cadoneghe Chiara Gaiani con Cristian Roque Allende. A te la linea, Chiara. Buongiorno da Cadoneghe, ci troviamo lungo la statale del Santo, alle spalle l'autovelox che ricordiamo ancora non è in funzione dopo l'attentato, tra virgolette l'esplosione insomma, che lo ha coinvolto il 9 di agosto. Con noi ci sono Ambra Dalan e Paolo Pescato, due di multati che domani torneranno in sit-in proprio sotto le finestre del sindaco del comune di Cadoneghe. Perché? Perché inizialmente una multata aveva un appuntamento col sindaco Schiesaro. Notizia di queste ore, l'appuntamento non c'è più, giusto Ambra? Esatto, una nostra amica multata aveva preso appuntamento ancora in tempi non sospetti, quindi parliamo quasi di 2 mesi fa, e noi ci volevamo un attimo accodare. Stamattina ha ricevuto la telefonata dell'annullamento, anzi neanche l'annullamento, l'hanno spostato a lunedì. Lunedì è il 2 ottobre. I ricorsi devono essere fatti entro venerdì, che è il 29, sabato il 30. Quindi ci viene anche qualche domanda che non sia fatto apposta, ecco. Insomma una scelta che voi considerate una scelta tra virgolette tattica. Tra l'altro grazie al collega Cristian Roque Allende vi facciamo vedere che cosa ha in mano Ambra Dalan. Questo è il ricorso che lei ha presentato questa mattina al giudice di pace. Esatto, al giudice di pace per 4 multe, perché abbiamo atteso l'annullamento, abbiamo atteso. Devo dire che secondo me abbiamo anche sbagliato noi ad aspettare così tanto, dovevamo partire prima con i ricorsi, ma questa settimana arriveranno tutti. Ecco, quanto una cosa costosa? 46 euro per fare un ricorso. Siccome sono in arrivo altre multe, sicuramente ne avrò prese anch'io e mio marito, bisognerà fare altri ricorsi e ogni volta al giudice di pace, e questa è la cifra. Ecco, invece lei si rivolgerà al prefetto, Paolo. Sì. Lei ha preso quante multe? Io 3, una è stata pagata già tempo addietro, all'inizio, subito, non si sapeva questa montagna di multe. Le altre 2 le ho qua in mano e farò il ricorso al prefetto, perché anch'io ho aspettato per tanto tempo che le multe venissero annullate. No, sono scaduti i termini per il giudice di pace, lo farò al prefetto. La cosa mi dispiace perché da 50 anni che percorriamo questa strada non abbiamo mai superato. Io l'ho presa togliendo i 5 chilometri tollerante a 52 chilometri orari, maggiorata perché io percorrevo questa strada alle 6:30 di mattina per andare in ospedale per farmi operare agli occhi. E purtroppo dopo un po' mi è arrivata questa multa. Dopo alcuni giorni ho fatto la strada e il ritorno e mi hanno dato un'altra multa perché percorrevo la strada a 52 km/h. Togliendo i 5 di tolleranza, però 57 km/h non credo che sia una velocità così esagerata per castigare così i cittadini. Ecco, questa è la storia di Paolo, è la storia che vi abbiamo davvero raccontato tante volte. Domani proprio andrete con questi ricorsi sotto le finestre del sindaco, Ambra. Esatto, siccome tante volte siamo andati con le multe, stavolta portiamo i ricorsi. Allora, qualche tempo fa ho incontrato il sindaco e mi ha detto che sulla scrivania aveva neanche 10 ricorsi. Adesso dovrà aspettarne qualcuno in più perché stiamo procedendo tutti. Ecco, ricordiamo come ultima cosa, direttore, quali sono più o meno i dati? Circa 24.000 le multe scattate nel primo mese. Queste multe sono arrivate ad una stima di circa 80.000. Adesso 16.000 di queste multe sono state già pagate. Ovviamente noi seguiremo il sit-in domani pomeriggio dalle 18 alle 19 davanti al comune di Cadoneghe. Ringrazio Ambra Dalan, ringrazio anche Paolo Pescato, ringrazio Cristian Roque Allende da Cadoneghe, restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani e ai suoi ospiti. Ovviamente questo non è il primo dei sit-in, vediamo quello che c'è stato, che abbiamo seguito il 17 settembre scorso. Sentiamo. Le multe
Perché gli apparecchi sono illegali. Perché sono illegali? Io ho fatto l'esposto ai carabinieri perché quello in direzione Padova è totalmente fuori norma, non rispetta le distanze dal ciglio della strada, è disposto su una linea di pali dell'illuminazione nascosto, non è preventivamente segnalato. Delusi per non aver ottenuto risposte dal sindaco durante il consiglio straordinario di mercoledì sera, il popolo dei multati dal Velox di Cadoneghe torna a manifestare sotto le finestre del municipio. Noi siamo qui pacifici, senza sigle, senza nomi, senza partiti, senza niente, solo per chiedere un annullamento totale e soprattutto gratuito. Ieri sera erano circa una cinquantina, si sono ritrovati sperando di incontrare il primo cittadino Marco Chiesaro, ma il nuovo faccia a faccia non c'è stato. Intanto storie dei multati continuano a crescere, così come aumenta la rabbia perché molti sono lavoratori che rischiano ora di perdere tutti i punti della patente. A quelle 3 che ho pagato mi sono fatta decurtare 9 punti e gli altri 21 mi servirebbero per andare a lavorare perché 9 più 21 fa 30 e mi tolgono la patente, ma io devo andare a lavorare per vivere e pagare le multe. Alla fine adesso 8 multe ho pagato. Per un importo di? 1.400 euro. Quanto prendi di stipendio al mese? 1.400 euro, un stipendio base, insomma. Quindi tutto il tuo stipendio è in multe? Il stipendio pagato più anticipato 1.500 euro per pagare le multe. Questo mese di agosto ne ho preso una busta paga, guarda, 94 euro di netto. Dopo la pausa estiva sono riprese le notifiche delle multe, quelle che vanno dai primi giorni di luglio al 9 agosto, data in cui i Velox sono stati vandalizzati. Mio figlio ne ha preso 3. Una è arrivata questa mattina che domani deve andare. Ne ha pagato 2, che lui abita a Campodarsio, però non è giusto a mettere a 50 all'ora che tu corri a 52 e ti metti la multa. Per necessità familiare devo passare anche 6 volte al giorno in quella strada e non mi sono assolutamente resa conto che c'era un autovelox, perché io ho sempre saputo che deve essere dichiarato, ben visibile. Io ne ho presi 2, una andando in ospedale perché doveva essere operata alle 6 di mattina, mi hanno dato la multa maggiorata. Poi dopo alcuni giorni quando sono ritornato, perché mi hanno operata gli occhi, mi hanno dato un'altra multa alle 10:30 di mattina. Ora i multati attendono l'incontro che ci sarà mercoledì mattina con il prefetto, un incontro richiesto dai consiglieri comunali di minoranza. E questo era il sit-in del 17 settembre scorso, servizio di Valentina Visentin. Chiara Gaiani ha annunciato che dovrebbe esserci un sit-in sotto le finestre del sindaco Chiesaro proprio domani. Restiamo nel Padovano, restiamo alla cronaca, e questa è cronaca nera. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i 2 tunisini arrestati per aver ucciso un loro connazionale a Vigonza sabato scorso. Vediamo. Il 30enne tunisino, accoltellato a morte sabato 16 settembre a Vigonza, è stato ucciso con un tagliaunghie. Un unico fendente alla coscia che gli ha reciso l'arteria femorale lo ha fatto morire dissanguato. I 2 tunisini di 43 e 36 anni arrestati a Sanremo dopo essersi costituiti ieri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. L'unica cosa che hanno detto e ripetuto è stata che non volevano uccidere il loro connazionale. Essendosi costituiti non è stato convalidato il fermo, ma il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario. I 2 stranieri si trovano nel carcere di Imperia, ma dovrebbero essere trasferiti nei prossimi giorni ai 2 palazzi di Padova. Nessuno dei 2 ha svelato il movente dell'omicidio, il motivo che ha fatto scatenare la lite sotto gli androni dei palazzi di Via Aldomoro a Vigonza e poi il ferimento mortale. Il 43enne ha precedenti per droga, il 36enne invece era incensurato. Il motivo del litigio potrebbe essere legato ad un debito non onorato, ma non ci sono certezze che possa trattarsi di una questione legata agli stupefacenti. Intanto continua anche la caccia ai complici che potrebbero aver agevolato la loro fuga verso la Spagna. Intanto tensione a Mestre, nella zona di Via Piave, perché ci sono 80 appartamenti sfitti che sono finiti nelle mani degli sbandati. Ovviamente si stanno per adottare dei provvedimenti. Sentiamo in diretta da Mestre Ilaria Marchiori.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Mestre. Continuano ormai quasi quotidianamente tutte le operazioni delle varie forze di polizia a contrasto degli episodi di criminalità, di spaccio e di degrado. L'ultimo riguarda un uomo che si è accasciato a terra in un esercizio commerciale nei pressi della stazione di Mestre. Si è scoperto poi, una volta che è stato aiutato dagli agenti della Polfer, portato ovviamente in ospedale, che aveva ingerito un'abbondante quantità di ovuli contenenti eroina e cocaina. Quindi successivamente è stato ovviamente denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e anche questo rientra nell'ambito dei controlli, in questo caso della Polfer, controlli del territorio che però si vanno ad unire a tutti i controlli delle altre forze di polizia. L'ultima operazione è stata proprio in via Piave, con oltre 200 persone controllate da parte della Guardia di Finanza, ma poi ci sono anche i blitz della Polizia di Stato, dei Carabinieri e anche della Polizia locale. C'è stato però anche un episodio alla stazione di Venezia Santa Lucia, che da alcuni mesi è interessata da massicce operazioni, come sappiamo, soprattutto per quanto riguarda i borseggi, e proprio negli ultimi giorni sono state denunciate, in questo caso a vario titolo, alcune donne, tutte originarie dell'est Europa, dedite ai furti proprio in prossimità dello scalo e degli imbarcaderi. Alcune erano già con il foglio di via che ovviamente non stavano rispettando. Ma questa mattina qui a Mestre, sempre in questo caso proprio in questa via Montesanto, che è una delle vie laterali di via Piave, però ci spostiamo grazie all'aiuto della telecamera di Simone Merlo, c'è stata una sorta di un incontro, un punto stampa poi tra il prefetto di Venezia Di Bari e il presidente dell'Ater Fabio Nordio, perché sappiamo che ci sono moltissime case sfitte, parliamo di 80 alloggi in questo caso di proprietà dell'Ater che vanno ristrutturati, perché altrimenti che cosa succede? Succede che diventano teatro di bivacco e abusivismo, quindi come vedete in questa siamo potuti entrare, adesso ovviamente è stata chiusa, ma poco fa insieme al prefetto e al presidente dell'Ater siamo potuti entrare perché avevano le chiavi. Tutte le altre che sono in questa zona, gli altri 80 alloggi, invece sono sbarrate proprio per impedire a chi bivacca di entrare e di utilizzarli come appunto luogo per cercare riparo, ma anche come luogo di incontro per spacciare. Ma sentiamo proprio le parole del prefetto di Venezia, Michele Di Bari, e in questa intervista io restituisco nel frattempo anche la linea allo studio. C'è la volontà da parte di Ater, l'incontro di oggi è l'ennesimo che stiamo avendo, è volto a creare le condizioni migliori per dividere questo progetto in due fasi. La prima, cioè la possibilità che vengano eseguiti tempestivamente lavori per evitare il degrado, e cioè una corretta recinzione, sfalcio delle erbe nei giardini e quant'altro, cioè evitare che queste abitazioni possano essere oggetto di luoghi in cui si nasconde la droga, in cui c'è degrado, in cui possono esserci anche degli incontri non consoni al contesto. Ecco, tutto questo, devo ringraziare l'Ater, si sta realizzando anche con una certa tempestività. Fatto questo primo ed eseguito questo primo progetto, poi ovviamente si dovrà necessariamente passare al secondo, cioè allo sviluppo e al riutilizzo corretto di queste abitazioni, che sono circa 80. Io credo che questo patrimonio enorme di Ater vada valorizzato. E questo era il prefetto di Venezia Di Bari, al microfono di Ilaria Marchiori. Andiamo a Vicenza, dove sapete c'è anche, come in tutte le grandi città, ci sono problemi di degrado, di spaccio, e sono in arrivo rinforzi per la polizia locale, anche perché il sindaco Possamai vuole arrivare ai vigili di quartiere. Sentiamo.
6 agenti della Polizia Locale in arrivo a Vicenza, laddove la richiesta e il bisogno di sicurezza in città si fa crescente. In questi giorni si svolgono i test attitudinali di idoneità ginnico-sportiva del concorso pubblico per l'assunzione dei nuovi agenti, che vede 108 candidati impegnati con meno di 35 anni. Ma l'obiettivo dell'amministrazione è quello di cercare risorse per incrementare ulteriormente il numero del personale di polizia locale da assumere, attingendo dalla graduatoria del concorso. Era uno dei primi impegni che ci eravamo presi, potenziare l'organico della polizia locale. Con le prove selettive di questi giorni saranno individuati 6 nuovi agenti della polizia locale, ma in realtà siamo fiduciosi di poterne assumere anche di più grazie a nuove risorse che andremo a cercare in bilancio. L'obiettivo è dare una risposta al bisogno di sicurezza dei vicentini e soprattutto andare a creare i vigili di quartiere che da tanti anni mancano in città. Grazie a questi nuovi annesti sarà finalmente possibile farlo. Questo era il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Avete sentito prima da Mestre la notizia dello spacciatore che rischiava di morire perché era imbottito di ovuli pieni di stupefacenti. E qui parliamo invece di un ottantenne imprenditore che viaggiava con cocaina e marijuana. La cocaina era nascosta nel borsone della palestra. Un insospettabile imprenditore di 80 anni è stato arrestato sabato pomeriggio mentre percorreva in auto la strada provinciale 308 verso Castelfranco Veneto. La sua auto è stata intercettata dai carabinieri all'altezza di San Martino di Lupoli dopo che un automobilista aveva allertato i carabinieri segnalando una macchina con targa straniera guidata da un uomo che dopo un diverbio aveva mostrato quella che a lui era sembrata una pistola. La pattuglia dei carabinieri di Cittadella ha individuato l'auto insieme alle pattuglie del Norm di Castelfranco e della stazione di Campo San Piero. Hanno fermato il mezzo e hanno controllato l'autista. Dell'arma segnalata non vi era nessuna traccia. In compenso i militari hanno trovato all'interno del suo borsone da palestra un involucro contenente 13 grammi di cocaina, un altro cofanetto con all'interno 8 grammi di marijuana e alcune pipette per il consumo dello stupefacente. L'80enne imprenditore è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Servizi Valentina Visentino, sono sempre più a rischio gli esercenti, i negozianti, le tabaccherie, le edicole. Abbiamo visto tanti colpi negli ultimi giorni, ce n'è stata una a Vicenza in zona stadio, è stato minacciato con una mazza da baseball il negoziante e hanno sottratto 2 malviventi oltre 1.500 euro. Ore 6, via Trissino. Come ogni mattina Enrico Gianotti, 70enne fratello di Roberto, apre la sua cartolibreria all'angolo con Borgo Casale. Come sempre a quest'ora attende l'arrivo dei giornali. Ad aspettare l'apertura del negozio questa volta però anche 2 soggetti che si fingono clienti, ma poi minacciano l'uomo con una mazza da baseball e gli intimano di consegnare l'incasso. Era un nordafricano, probabilmente un algerino o tunisino. Però parlava in dialetto veneto, così mi ha detto Enrico. E l'altro italiano forse? E l'altro forse italiano. Sì. Travisati. Però non ha mai parlato l'altro, perciò... No, erano molto scoperto. Quello, uno aveva una felpa con il cappuccio indossato e sotto la felpa nascondeva la mazza da baseball. Sono presentati subito così con... No, prima hanno preso 2 o 3, sono fatti mostrare 2 o 3 articoli, hanno preso uno zaino e dopodiché invece hanno, si vede che ha tirato fuori la mazza da baseball, gli ho detto di stare da una parte e nel frattempo hanno rovistato tutti i cassetti, il registratore di cassa e dopo hanno volato nelle tasche di Enrico. 60 euro era il denaro in cassa, ma sfortunatamente con sé Enrico aveva anche 1.500 euro in contanti che avrebbe dovuto depositare in banca. I malviventi gli hanno strappato il malloppo minacciando l'uomo. Ti hanno detto di non fare denuncia alla polizia che altrimenti sarebbero tornati a vendicarsi. Ecco. E suo fratello ha rispettato? Beh, la denuncia sì, è doveroso farla, insomma non si può fare a meno. Certo. Però se si lasciano passare tutte queste cose così...
Un fatto grave che si ripete dopo una settimana dalla rapina alle percosse al titolare della pasticceria Sorarù, ma a tremare ora non è più solo il centro storico. Com'è adesso? C'è paura dopo questo fatto? Insomma, più che altro che il quartiere è diventato un po'... hanno chiuso tanti negozi, ha chiuso la pizzeria, perciò la sera e la mattina presto c'è il deserto, non c'è niente, nessuno. Quando chiudo alle 7:30 è tutto chiuso qua. Domani vediamo, magari vengo anche io. Veniamo in due. È davvero tanta solidarietà per gli edicolanti e i negozianti. In genere, ieri abbiamo parlato di scene da Far West a Venezia, vediamo i titoli del Gazzettino, magari rivedremo più tardi questo video diventato virale. Botte da orbi con i camerieri a San Marco, i turisti volevano usare il bagno del bar senza consumare nulla ed è stato un disastro, pugni e sediate. Caccia alla banda dei ladri a piedi, qui siamo a Gaiarine, 10 case colpite, è scomparso un altro, 10 case colpite sempre tra le 19:30 e le 20 e quindi sono abitudinari e portano via solo due cose, pare il cibo e se trovano ovviamente gioielli o monete o soldi, profughi, il pasticcio delle false dichiarazioni di ospitalità. Il caso a Treviso, costretti a pagare 100-200 euro per l'attestato. Ne parleremo ovviamente anche stasera a Focus. 2 addetti alla sorveglianza dell'ospedale civile di Venezia sono indagati con l'ipotesi di omicidio preterintenzionale per la morte di un paziente psichiatrico. Lo vedete in questo video. Bruno Modenese, 45 anni, avvenuta il 19 settembre scorso nel reparto di terapia intensiva. L'uomo che abitava nell'isola di Pellestrina ed era paziente in cura al centro di salute mentale dell'ULSS 3 Serenissima era stato portato al pronto soccorso per essere ricoverato nel reparto di psichiatria. Il giorno successivo però era stato trasferito in terapia intensiva e ai parenti era stato riferito che fosse in stato di coma da cui non si è poi risvegliato. La famiglia ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica sostenendo che sul suo corpo risultavano lesioni ed ecchimosi forse procurate da terzi nel tentativo di calmarlo. L'ULSS 3 ha costituito una commissione interna e ha annunciato che collaborerà a tutte le verifiche del caso. C'è stata una tragedia questa mattina all'alba e qui siamo di nuovo nel Padovano. Un agente della polizia locale si è ucciso in un parco di Albignasico sparandosi con la pistola di ordinanza. Ha scelto di togliersi la vita con la pistola d'ordinanza seduto su una panchina di un parco di Albignasego nel quartiere di Sant'Agostino. Tragedia questa mattina all'alba. Il corpo senza vita di un agente della polizia locale di Padova di 59 anni è stato scoperto all'interno di un'area verde. A dare l'allarme un passante che ha subito avvertito i soccorsi, ma quando sono arrivati sul posto per il vigile non c'era già più nulla da fare. Dai primi accertamenti l'uomo, prossimo alla pensione, da tempo viveva un periodo un po' cupo. Si è sparato un colpo di pistola con l'arma in dotazione agli agenti della locale. Accanto al corpo nessun biglietto d'addio alla famiglia, nessuna indagine è stata aperta data la dinamica dei fatti. Il cordoglio per la morte del vigile è stato espresso dall'assessore alla polizia locale di Padova, Diego Bonavina. Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere, che ci ha scosso profondamente un collega serio e stimato che tutti noi conoscevamo bene e con il quale sovente ci fermavamo a scambiare due parole, ha scritto Bonavina in una nota ufficiale esprimendo la sua vicinanza e quella del sindaco ai familiari e ai colleghi del 59enne. Sono un ragazzo e una ragazza, entrambi minorenni, destinatari dei primi 2 avvisi orali del questore di Padova emessi sulla base del cosiddetto decreto Caivano che tende proprio a fermare la violenza giovanile. Vediamo. Uno vive a Monselice, l'altra ad Albignasego. Sono i 2 minorenni, un ragazzo e una ragazza, destinatari per primi a Padova degli avvisi orali adottati dal questore Antonio Sbordone a poco più di una settimana dall'entrata in vigore del cosiddetto decreto Caivano.
Entrambi giovanissimi sono stati ritenuti responsabili di episodi di bullismo nei confronti di altri coetanei, con denunce a loro carico per rapine, estorsione, lesioni e atti persecutori. In questura i 2 adolescenti si sono presentati accompagnati dai genitori che sulla base del nuovo decreto dovranno rispondere delle azioni descritte come criminali dei figli, rischiando una sanzione dai 200 ai 1.000 euro in caso di reiterazione del reato. Numerosi gli episodi registrati negli ultimi mesi in città, dalle risse tra giovanissimi in Prato della Valle o nell'area della stazione il sabato pomeriggio alle aggressioni ai danni di alcuni minorenni nel parcheggio di un centro commerciale ad Albignasego. Provvedimenti necessari, quelli del governo, il commento del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Prevenzione e repressione dei fenomeni criminali. A questo servono gli strumenti che il governo ha messo a disposizione delle forze dell'ordine. Il fatto che siano già stati applicati a Padova dimostra quanto fossero necessari. E questo era il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Questa mattina ci sono in regia Francesco Cerone e Renato Capoia. Adesso andiamo subito a Maser per gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte della 77enne gravemente malata, uccisa dal marito che non sopportava più di vedere quel dolore, che adesso chiede di essere messo in carcere e non vuole gli arresti domiciliari. Andiamo subito in diretta dal nostro inviato Cristian Arboe. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Nicola Marcato che sta curando la parte tecnica. Mi trovo all'esterno del carcere di Santabona dove si trova Sergio De Zen, l'uomo accusato dell'omicidio della moglie Manuela Bittante domenica mattina a mezzogiorno. Continua a disperarsi, piange e nelle prossime ore sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia. Nelle scorse ore l'avvocato della difesa, l'avvocato Sabrina Dei Rossi, lo ha incontrato. Io partirei proprio dalle parole dell'avvocato Dei Rossi. Lui è un uomo molto sofferente, piange ininterrottamente, non mi dà l'idea in questo momento che lui sia molto presente a se stesso. Un uomo che piange ininterrottamente, aver appreso stamattina che purtroppo la moglie è deceduta è stato proprio uno shock. Viene descritto come un uomo disperato Sergio De Zen, il 74enne in carcere a Santabona per aver accoltellato la moglie invalida Manuela Bittante, 77 anni, in questa casa di Viametti a Coste di Maser, ora sotto sequestro. Con la morte della donna, avvenuta all'alba al Cafoncello di Treviso dopo ore di agonia, la sua posizione è peggiorata da tentato omicidio a omicidio aggravato dal vincolo di parentela. Manuela, uccisa a mezzogiorno di domenica con un fendente in pieno petto, a casa era ritornata da pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale di Montebelluna. 1 mese e mezzo di ricovero, prima in terapia intensiva, poi in lungodegenza per un ictus che l'aveva paralizzata in buona parte, costringendola ad alimentazione con sondino e tracheotomia. Una gestione per la difesa dell'uomo che si è costituito nell'immediatezza del gesto insostenibile, almeno tra le mura domestiche. Si è creata una situazione non voluta naturalmente da nessuno di loro, è rimasta ricoverata presso l'ospedale di Montebelluna per 2 mesi e poi l'hanno riportata a casa, ma in una situazione sostanzialmente quasi vegetativa, insomma, quindi il signore aveva bisogno, era assolutamente in stato di incoscienza, aveva bisogno di un'assistenza, di una cura ininterrotta per 24 ore e il signore De Zen e la figlia sono stati così, insomma, incaricati di svolgere attività, diciamo così, che sarebbero di competenza dei sanitari. Questa è la versione della difesa che chiama in causa di fatto la rete sociosanitaria, tanti però i punti che vanno chiariti. Sembra che la donna, per quanto grave, fosse cosciente della sua situazione e che lo stesso marito, accanto alla figlia Aurora, si fosse detto pronto a seguirla in casa. Il letto, messo a disposizione dall'ULSS, era stato posizionato all'ingresso dell'abitazione. Per lui era fonte di grandissima sofferenza vedere la moglie ridotta in quelle condizioni così improvvisamente, da che stava bene 2 mesi fa. Ritratto confermato dai vicini di casa, ancora increduli per la domenica di sangue che ha sconvolto l'intero paese. Si è visto in condizioni un po' critiche e ha perso le staffe, come si dice. La disperazione, secondo me, che vederla così, che soffriva, basta. Non ci sono altre spiegazioni? Non ci sono altre spiegazioni? No. Per me no.
Disperazione, quindi, direttore, è il termine ricorrente di questa tragedia che ha sconvolto Maser e la Marca più in generale, ma ci sono anche delle polemiche di fatto dopo questo episodio, delle polemiche e delle accuse non tanto velate, reciproche, tra ULSS 2 e Comune di Maser, con la stessa sindaca Claudia Benedos che parla di una tragedia evitabile, di una tragedia che si poteva evitare. Di certo c'è stato un difetto di comunicazione, o quantomeno la famiglia per qualche giorno è rimasta disorientata. Questo sta emergendo e ti farei sentire proprio questo scambio di battute tra sindaco e ULSS 2, partendo dalle parole che la figlia Aurora, la figlia della coppia, ha pronunciato, ha riferito al sindaco Benedos. L'ho sentita molto provata, ancora non si è ancora capacitata di quello che è successo. A 24 ore dalla morte violenta di Manuela Abittante per mano del marito Sergio De Zen restano lo shock di un'intera comunità, ma anche la vicinanza alla figlia Aurora, in casa al momento del delitto ma in un'altra stanza. La 45enne è ospitata da una zia fuori comune. Ora in tanti si interrogano sui perché, ma soprattutto sul grado di disperazione di quella famiglia travolta dalla malattia della donna. Una tragedia della disperazione. Le chiedo, sindaco, che si poteva evitare? Io credo anche di sì. Spiace doverlo ammettere, però bisognava che chi dimetteva la signora avesse valutato le capacità effettive di farsi carico a domicilio, di gestire la signora, perché era molto grave la signora. Alla base quindi un difetto di comunicazione con i sanitari che secondo Benedos dovevano rapportarsi diversamente con i servizi sociali. Un'operatrice del comune è stata nella casa di Via Metti venerdì. Ci ha confermato che la signora era molto grave, ma comunque era vigile, non parlava, però riusciva a comprendere cosa gli stava succedendo, cosa gli è successo, e sembra anche che riuscisse a comunicare scrivendo su un foglietto. L'ULSS 2 dal canto suo dice di aver fatto tutto il possibile con la figlia Aurora, sottoposta a formazione specifica per la PEG, l'alimentazione con sondino. La 45enne era stata individuata come caregiver. Il mio servizio, di cui sono responsabile, è che si prende cura di questa tipologia di pazienti, per cui non vengono lasciati da soli. Avevamo parlato con la figlia, che si era detta disponibile a seguire la madre e quindi fare questo ruolo di caregiver e quindi prestare assistenza alla madre a domicilio, per cui avevamo provveduto anche a fare della formazione a fine agosto. E sempre il medico di reparto ha parlato con il marito, che aveva espresso il desiderio di portare la signora a casa, e che avevano già un appuntamento per l'8 di settembre con i servizi sociali del comune di residenza. Insomma, Sergio De Zen e la figlia Aurora avevano manifestato una volontà precisa. In caso contrario, sottolinea Lombardo, sarebbero state trovate soluzioni alternative. Che se la signora non era in grado di portarla a domicilio, quindi per liberare il posto acuto in attesa di una ulteriore collocazione della signora in un posto adeguato, tipo casa di riposo, avremmo potuto sicuramente sistemarla per il periodo necessario in ospedale di comunità. Quello di Pederobba è quello che noi gestiamo. C'è poi un altro fattore di natura economica. Quello che la figlia mi ha detto domenica, quando io ho detto mamma mia, ma avete portato a casa la mamma così grave, e mi ha detto sindaco, purtroppo ci avevano chiesto 3.000 euro per una casa di riposo, quindi mi hanno detto, visto che io per il momento non lavoro, ho deciso di accettarla e di portarla a casa. Anche qui l'ULSS 2 spiega di aver informato la famiglia su tutte le soluzioni praticabili. I prossimi giorni serviranno a fare chiarezza.
Ecco, si attende dunque chiarezza, direttore, su questa vicenda. Certo, i fattori sono tantissimi, sono davvero tanti, abbiamo tentato di metterli in fila. Un'altra parola ricorrente in questa vicenda è eutanasia. Di eutanasia più volte ha parlato, e ieri ci eravamo collegati in diretta con il titolare del bar in centro, più volte di eutanasia aveva parlato lo stesso Sergio De Zen, vedendo in quelle condizioni la moglie. Poi è una storia che va valutata in sé chiaramente, però il tema c'è, e qui con me è presente, lo ringrazio, il professor Giampaolo Sbarra, rappresentante storico dell'associazione Luca Coscioni in provincia di Treviso. Sbarra, lei che idea si è fatto di tutta questa vicenda? Prima forse di parlare di eutanasia bisogna parlare di altro, di cultura, di informazione. Questa è una tragedia della disperazione, come si è detto, ma in verità l'eutanasia o anche il suicidio assistito sono una tappa, quella conclusiva di un percorso. Il percorso però ha tante tappe importanti che vanno considerate. La prima è quella dei servizi. Può capitare che un paziente, che un malato, che un familiare non conosca a sufficienza i servizi cui ha diritto e che possono essere erogati dall'ospedale, dalla USL o dal comune. Ecco, molto spesso manca un centro organico che dia un'informazione completa, per cui possono passare mesi, delle volte anche anni, prima di sapere tutto. E i servizi ci sono, i sostegni economici ci sono. In alcune USL funziona meglio, in altre funziona peggio, però voglio dire, se devono funzionare, devono essere implementati e comunque devono essere erogati. Bisogna informare le famiglie. Le famiglie quindi devono essere messe proprio nelle condizioni di conoscere, perché qui l'impressione è che forse questi il papà e la figlia non sapessero fino in fondo quali fossero le alternative. Il dettaglio della situazione non la conosco e quindi non mi permetto di giudicare, se non di esprimere la massima solidarietà alle vittime di questa tragedia, che sono tante. Però può capitare che l'informazione non sia adeguata, per cui un familiare si fa prendere dallo sconforto, non sa più a chi fare riferimento, non sa cosa gli succederà, cosa succederà a sé e cosa succederà al suo caro. E quindi c'è bisogno di rassicurazione, perché servizi ci sono, bisogna diffonderli e metterli tutti a conoscenza. Grazie professor Sbarra. Io direttore con Nicola Marcato ti lascio con alcune voci raccolte a Maser nelle scorse ore, perché la comunità in qualche modo comprende, condanna il gesto, chiaramente non potrebbe essere altrimenti, ma comprende il grado di sofferenza e di disperazione per l'appunto che c'era dietro questo gesto assolutamente insano, però il Paese ha questo tipo di approccio nei confronti della vicenda, e con questo ti saluto. Nessuno si sarebbe mai aspettato che Sergio potesse arrivare a una cosa del genere, perché per come lo conosciamo noi qui è una persona sempre molto tranquilla, sempre molto disponibile, per cui si capiva che stava vivendo un momento difficile, però pensare che facesse un passo così grande nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Io stanotte non ho dormito, insomma, pensare, no, per tutto, la moglie, i figli e lui stesso, insomma, una cosa che dispiace. Penso che sia stato proprio un dramma suo personale, non riuscì a accettare questa situazione. Quindi ha fatto quello che ha fatto? Penso di sì. Dal punto di vista della legge potrebbe essere un atto che si può condannare. Dal punto di vista umano, per chi conosce di tutto il contesto familiare, secondo me è una cosa che uno può dire che gli venga quasi da perdonare, tra virgolette, se è possibile. Grazie molto a Christian Arboit, inviato a Maser, per questa ampia e toccante pagina sulla tragedia dell'uomo che ha ucciso la moglie gravemente malata. Ovviamente si sta parlando molto di eutanasia, come avete sentito, ne parlava lo stesso uomo che poi ha deciso di porre fine alle sofferenze della moglie con un coltello. Secondo la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, non è più procrastinabile l'approvazione di una legge che regoli il fine vita.
Al Consiglio regionale intanto, continua la stessa Baldin, giace il disegno di legge di iniziativa popolare promosso dall'Associazione Luca Coscione e sottoscritto da oltre 9.000 cittadine e cittadini veneti. Chiedo ancora, dice la Baldin, una volta che la 5ª Commissione Sanità lo esamini e lo approvi. Tra l'altro c'è una linea piuttosto concordante all'interno del Consiglio regionale. Gli unici che non sono d'accordo con un fine vita, con una legge sul fine vita, sono Gio Formaggio e Stefano Valdegamberi, 2 consiglieri regionali. Sul tema si è espresso ieri anche il governatore Luca Zaia. Sentiamo cosa ha detto. In questo Paese c'è una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 che sancisce che davanti a una sofferenza, diciamo, non più curabile, davanti a cure che non danno più risultati dal punto di vista clinico, davanti a tutta una serie di aspetti, diciamo, clinici e psicologici, diciamo, c'è da considerare anche il tema del fine vita, della gestione della parte finale della vita. Io penso che un paese civile si debba adottare una legge come questa. Non si tratta di promuovere il fine vita o non promuoverlo. Io ho il massimo rispetto di tutti, ma è altrettanto vero, noi siamo sotto i riflettori perché abbiamo avuto 2 casi di autorizzazione, non ultima la signora Gloria di qualche mese fa. Ecco, è altrettanto vero che i cittadini che vogliono gestire, diciamo, i malati terminali che vogliono gestire il loro fine vita non possono farlo con una sentenza della Corte Costituzionale, ma dovrebbero farlo con una legge. Ci sono novità sulla strage di Santo Stefano di Cadore. Ricorderete la famiglia investita il 6 luglio scorso in pieno centro da Angelica Hutter. L'Audi guidata dalla donna era in buone condizioni, nessun guasto al motore né all'impianto frenante. Lo ha stabilito la perizia commissionata all'ingegnere Andrea Calzavara dalla Procura di Belluno. Il contenuto della documentazione è stato depositato ed è agli atti del fascicolo seguito dal sostituto procuratore Simone Marcon. Vengono così smentite, qualora fossero state davvero pronunciate, le parole della 31enne tedesca che nelle scorse settimane dalla sua cella del carcere veneziano della Giudecca aveva invocato il guasto meccanico. Ora la parola passa al perito incaricato dalle famiglie delle vittime, Antoniello Potente, che ha esaminato la vettura ancora sotto sequestro. Nell'incidente di Santo Stefano, ricordiamo, morirono Marco Antoniello, il figlio Mattia di appena 2 anni e la nonna del piccolo Maria Grazia Zuin. Andiamo a Trieste perché è ancora un giallo il ritrovamento di un cadavere appeso ad un guardrail proprio davanti al porto di Trieste. È uno straniero, è stato trovato impiccato, incappucciato con mani e piedi legati e non si capisce come si possa parlare di ipotesi di suicidio. Vediamo. Nessun segno di tortura né di violenza attribuibile ad altre persone. Gli unici segni rinvenuti sulla salma sono quelli tipici dell'impiccamento. Con una nota a firma del procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, vengono resi noti i dati di un primo esame del cadavere dell'uomo trovato appeso al guardrail della superstrada, poco prima dello svincolo per Valmaura, direzione Venezia. Una comunicazione che rafforza la tesi del suicidio, anche se tutte le piste d'indagine rimangono aperte. Erano le 8 di mattina ieri, quando per puro caso i tecnici dell'ANAS hanno visto quella corda sospetta. A penzolare nel vuoto un uomo di mezza età, straniero, vestito con una giacca beige, pantaloni bianchi e scarpe da ginnastica. La persona era legata ai polsi con una camicia a maniche lunghe arrotolata, che comunque consentiva un'apertura di circa 30 cm fra i palmi delle mani, i piedi immobilizzati da nastro adesivo tratto da un rocchetto rinvenuto sulla carreggiata e il viso coperto da una benda fatta con un'altra camicia a maniche corte. Secondo il medico legale l'uomo è morto
morto tra le 36 e le 48 ore prima del suo ritrovamento e i segni riscontrati sulla testa sono lesioni successive al decesso, conseguenti a fenomeni putrefattivi. Gli investigatori hanno anche trovato alcuni documenti e fogli, tra cui un certificato datato 10 settembre e rilasciato da un medico della Donk Humanitarian Medicine che diagnosticava una sindrome ansiosa e depressiva e prescriveva la necessità di una visita psichiatrica. Un altro foglio riguardava la prenotazione per il consumo dei pasti alla mensa della Caritas di Trieste fino al 30 settembre. Infine è stata rinvenuta anche una denuncia di smarrimento dei propri documenti, cioè il permesso di soggiorno e la carta d'identità rilasciata dalle autorità del Belgio, nonché un passaporto rilasciato dallo Stato dell'Iran. Tutta la documentazione a nome di un cittadino iraniano, nato a Teheran, venuto a Trieste e senza fissa dimora di 55 anni. Ecco forse l'identità del cadavere, anche se questa potrà essere confermata solo alla fine delle investigazioni condotte anche attraverso la cooperazione internazionale. Se il profilo dell'uomo venisse confermato, potrebbe essere un migrante giunto a Trieste che forse frequentava il Silos. E infatti un'altra ipotesi disegnava lo scenario di un possibile regolamento di conti dopo l'episodio della rissa tra migranti di domenica 10 settembre tra il Silos e la stazione dei treni. Dunque un suicidio? Un'ipotesi che ancora non convince. Perché farla finita in quel modo? Perché in superstrada? E perché nessuno ha notato qualcosa? Possibile non scorgere sulla carreggiata un uomo che prepara tutto il necessario per la propria dipartita? Un'azione laboriosa e lunga da condurre. Spetta ora l'autopsia a fare più chiarezza sull'accaduto. Importantissime saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza che in quella zona sono dappertutto. Mostreranno l'uomo che si prepara per l'estremo gesto oppure ci racconteranno un altro scenario? Il misterio si infittisce ancora di più. E quindi un altro giallo dopo quello di Liliana Resinovic, la donna scomparsa e poi ritrovata morta in un boschetto all'interno di 2 sacchi della spazzatura. Anche lì si è ipotizzato un suicidio. Sarebbe il primo suicidio nella storia all'interno di un sacco della spazzatura, no? Uno si infila in un sacco della spazzatura e poi si strangola da solo. Ma insomma sono cose veramente, e infatti questa tesi poi è stata scartata. Però ecco, Trieste adesso è piena zeppa di migranti, ci sono regolamenti di conti, risse tra varie etnie, quindi non si esclude l'ipotesi di uno sgarro e di un delitto quasi di stampo mafioso, vorremmo dire. Sentiamo sempre da Gianluca Paladin quali sono comunque i possibili scenari, le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Vediamo. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza che inquadrano la superstrada sono già state acquisite e gli inquirenti sono al lavoro per visionare tutto il materiale disponibile, questione di giorni, se non addirittura di ore, per sapere la verità. Il cittadino iraniano, l'identità attende ancora una conferma ufficiale, trovato penzolare da una corda fissata al parapetto del guardrail, è arrivato con le sue gambe sul posto per prepararsi al gesto estremo o qualcuno lo ha portato là? Come detto, la risposta arriverà dalle immagini delle telecamere, mentre a breve verrà disposta l'autopsia sul cadavere che chiarirà le esatte cause del decesso. Le domande sono molteplici, dal perché scegliere proprio quel luogo per il suicidio alle modalità così laboriose per metterlo in atto. Perché legarsi mani e piedi, forse per scongiurare l'istinto di sopravvivenza? E poi quei fogli trovati addosso al cadavere, una diagnosi di sindrome ansiosa depressiva e la prescrizione medica della necessità di una visita psichiatrica. E se invece qualcuno avesse avuto parte alla morte dello straniero, magari inscenando un suicidio, se quei fogli non dovessero appartenere all'uomo deceduto, la procura, pur avendo comunicato che gli elementi raccolti sinora non indicano un omicidio, vuole vederci chiaro e non lasciare spazio a dubbi. Le indagini dei carabinieri proseguono sotto il coordinamento del magistrato Maddalena Kergia. E vedremo come andranno a finire queste indagini. Intanto ovviamente abbiamo raccolto l'opinione del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, che non crede che questo episodio renda la città, questa meravigliosa città, meno sicura. Sentiamo. Non credo che ha spaventato tutti, ci dispiace moltissimo per la persona che è deceduta, però non credo obiettivamente che incida sulla mia città. È come un incidente
e come i 5 morti che sono successi, purtroppo sono cose che succedono nel mondo. Io non sono sicuro di niente perché aspetto il risposto dei carabinieri e poi saprò darle qualche risposta. Adesso non ho in mano nulla per poter dichiarare qualsiasi cosa. Ma non credo sinceramente che Trieste sia una città insicura. E lo stesso di solito si dice di Venezia, nonostante episodi anche qui di violenza diffusa, risse, scippi, borseggi. L'altro ieri abbiamo assistito a scene da Far West davanti ad un noto locale di Piazzetta San Marco, proprio davanti a Palazzo Ducale. Alcuni clienti sono venuti alle mani, ma dire alle mani è un po' poco, dopo un diverbio con i camerieri. Sono volati pugni, calci e soprattutto sedie e tavolini. Vediamo il servizio di Filippo Fois. Queste immagini hanno fatto rapidamente il giro della città, riaccendendo il dibattito sul livello medio del turismo che attraversa Venezia, perché mai finora si era assistito ad una rissa tra camerieri e clienti in un caffè di Piazza San Marco. Claudio Vernier è presidente dell'associazione Piazza San Marco, che raccoglie anche commercianti ed esercenti dell'area e gestisce un locale che si trova proprio di fianco al caffè in cui è avvenuta la rissa. È evidente che stanno accadendo delle cose nell'ultimo periodo che io, che sono veneziano e che ho 46 anni, non ho mai vissuto prima. Quindi è una città che inizia ad avere delle situazioni di pericolo che precedentemente non aveva. Al Caffè Chioggia preferiscono non commentare l'episodio. Il personale ci dice che può parlare solo il proprietario, che adesso non c'è. Ma in fondo la rissa tra i tavolini di Piazza San Marco, scoppiata pare per futili motivi legati all'uso della toilette, è un fatto che va oltre il caso specifico. Il luogo dove è successo lo rende unico, ma non è un evento isolato a Venezia. L'overtourism fa sì che le persone non siano serene, né chi la città la viene a visitare né chi in città lavora col turista. Quindi è più facile che le persone arrivino a dei comportamenti sicuramente non adatti. Secondo alcuni, la rissa al caffè di Piazza San Marco è l'emblema del basso livello che sempre più spesso contraddistingue i suoi visitatori. E in effetti da un po' di tempo a Venezia se ne sono viste di tutti i colori. Un campionario di imprese che spesso viene definito di turismo cafone e che nei casi peggiori è anche sconfinato nei luoghi della Movida o a Piazzale Roma in materiale per la cronaca nera. Ma in una città finita negli ultimi anni con l'avere più turisti che residenti, controllare quell'immenso flusso di persone di ogni genere che costantemente attraversa calli e campielli e che con gli anni si continua a far crescere è diventata un'autentica impresa. Persone che si tuffano, persone che mangiano, persone che fanno la qualsiasi, e tutto ciò non è positivo per l'immagine non solo della città ma anche che l'Italia dà all'estero. È una città che merita rispetto e attenzione, che invece viene calpestata ogni anno da 30 milioni di visitatori, molti dei quali sono veramente dei trogloditi, dei cafoni, e vanno difesi, io credo, soprattutto i camerieri, i ristoratori, perché sono in balia di questa gente prepotente, maleducata, arrogante, che arriva, urla, chiede, pretende e non ha nessuna sensibilità per il lavoro di una categoria appunto che fa un lavoro difficile e molto delicato, tra l'altro in un periodo in cui c'è anche mancanza di personale e relativi problemi. Ma un'altra categoria che è sempre al centro nell'occhio del ciclone e che se l'è vista con la siccità, con le calamità naturali e con quant'altro è quella degli agricoltori. Adesso ci sono anche i furti, aumentano i furti nei campi. Ci dice tutto in diretta da Povegliano Lucio Zanatto. A te Lucio. Ciao direttore, buongiorno ai telespettatori. Non sto rubando la mela, ma sto semplicemente raccontandovi questo prodotto, perché è la frutticoltura nel nostro territorio, la prossima puntata di Agricoltura Veneta che stiamo registrando. E siamo venuti qui perché? Perché ci sono diversi punti. La prima ovviamente un punto della situazione, ma ancor più con Amedeo Tonone abbiamo scoperto che sono aumentati i furti, non è vero Amedeo Tonone? Sì, diciamo che ultimamente in quest'anno, in questi 2 o 3 anni, sono aumentati i furti in
campagna, soprattutto di nettarine d'estate, magari nettarine sono le pesche sì, e mele e kiwi adesso, magari vanno anche a rubare prodotto non maturo, non buono per il consumo. Ecco, ma secondo lei è perché c'è un aumento dei prezzi alla grande distribuzione per cui uno non ce la fa e viene qui a farsi la spesa, fra virgolette, perché altrimenti di là deve lasciare giù bei soldi? Diciamo che magari qualcuno ce l'ha per vizio, che fa questo tipo di attività. E qualcun attività, altro, insomma, sì, è un'attività. Rubare non è un'attività. Esatto, è un eufemismo proprio. Esatto. E qualcun altro magari è in difficoltà, passa, vede la piantagione di mele o le pesche o il radicchio e entra e porta a casa qualcosa, magari speriamo se per sfamare qualche giovanotto che è in casa. Ecco, allora il primo appello che noi facciamo è quello di dire se siete in difficoltà, se veramente non ce la fate arrivare al fine del mese, chiedete. Sì. Un agricoltore non dice mai di no. Sì, posso chiedere tutti quanti gli agricoltori so che qua in zona danno qualcosa alla parrocchia o altri enti che hanno bisogno, ecco, sì, che magari evitavano di andare a creare danni in campagna. Che poi tra l'altro sono danni non da poco, direttore, perché tieni presente che qui c'è gente che addirittura ha fatto una piantagione di pomodoro quest'estate sotto serra e non ha raccolto praticamente niente perché da una mattina all'altra si è accorto che gli hanno portato via tutto. Sì, quando deve raccogliere i pomodori non ha trovato più niente. Sembra così una barzetta, fa anche sorridere, però per il produttore è un danno non da poco. È un danno, ma anche morale soprattutto. Ecco, invece parliamo un po' di quello che è, chiamiamolo così, è l'annata. Come è andata questa annata? Perché, come diceva giustamente il direttore, ci sono state siccità, grandinate, pioggia, vento, c'è stato di tutto. Sì. Insomma. Allora, siamo partiti male, diciamo, con la grandinata del 15 marzo che ha decimato i fiori delle pesche nettarine. Poi abbiamo avuto 2 brinate, però nonostante questo diciamo che siamo riusciti a portare a casa un 50% del raccolto di nettarine. 50% di nettarine, quindi metà produzione è andata? Metà produzione è andata, sì. Poi ci sono le pere, perché adesso è finita la stagione delle pere e la pera è andata peggio? Le pere è andata peggio perché sono sommati i danni 2 o 3 anni. Veniamo da 2 o 3 inverni in cui non piove e i porti innesti su cui sono innestate le pere soffrono la siccità. E l'ultimo inverno 2022-2023 è stato molto siccitoso e le piante addirittura non hanno germogliato e abbiamo avuto danni del 40-50% di moria, soprattutto su cultivar abate. E quindi praticamente quanto avete portato a casa su fatto 100 di produzione normale? Diciamo che non solo qua da noi in Veneto, ma in generale in Italia penso che abbiamo un 80% in meno di produzione. 80% in meno, quindi, sì. Quindi insomma c'è una certa difficoltà a far quadrare i bilanci. Ma sì, il bilancio è fallimentare per le pere sicuramente. Ecco, ma allora questo giustifica l'aumento che il Codacons ha dichiarato nei giorni scorsi del 15-18% per l'ortofrutta? Allora dipende, se facciamo la spesa al supermercato c'è questo aumento, però se la spesa viene fatta nelle aziende che fanno il chilometro zero non ci sono questi aumenti. Facciamo 2 conti della serva. Quanto è che vendete voi, diciamo così, alla distribuzione 1 chilo di mele? Ma allora diciamo che se un'azienda, ma in tutta Italia, non solo qua da noi, vende alla grande distribuzione, a dei soggetti che lavorano e poi conferiscono in piattaforme della grande distribuzione, il produttore rischia di prendere 25 centesimi. 25 centesimi al chilo di mele. Tenete mente questo 25 centesimi, direttore, perché 25 centesimi a fronte di quello che poi pagate 1 chilo di mele non è poco. Invece io sono con Rudy Tesser, che è come famiglia buongiorno, produttore e attenzione, è anche però dettagliante, perché voi avete deciso di fare diciamo così, il famoso negozio del fruttariolo, come diciamo le nostre parti. Un'altra cosa, direttore, importante dire che noi ci troviamo qui a Povegliano perché l'area da Asolo a Nervesa, tutta da parte bassa, diciamo a pedemontana, chiamiamolo così, la piana, è il cuore della produzione dell'ortofrutta, anzi più che altro proprio della frutticoltura per quanto riguarda la Marca e gran parte del Veneto. Detto questo, voi come avete cercato di risolvere il problema del rincaro? Ma è vero che poi al lato pratico al consumatore costa di più? No, non è vero che noi alla produzione il prezzo è rimasto invariato. Però un po' qualcosa deve essere aumentato, perché se sono aumentati i costi dell'energia il supermercato e il gasolio del trattore è aumentato. Qualcosina, però noi cerchiamo sempre di avere dei prezzi
che siano calmierati durante tutto il periodo dell'anno. Quindi il 18%, 15-18% dell'aumento dell'ortofrutta non è giustificato a fronte degli aumenti dell'energia? Sicuramente quel 18% non arriva ai produttori, su questo possiamo dirlo chiaramente. Quindi il consiglio ai nostri telespettatori di Rete Veneta che ci stanno guardando e che devono fare comunque la spesa di ortofrutta, certo, qual è? Il consiglio è quello di approfittare di questi punti vendita che sono sparsi nella nostra campagna, e venire ad acquistare i nostri prodotti che sono freschi, quindi appena raccolti in giornata, che hanno dei prezzi molto ma molto vantaggiosi, e sentirete che la differenza, insomma. Ecco, questo è l'appello. Direttore, ancora un minuto perché c'è un'altra notizia che stiamo raccogliendo. In questi giorni ci spostiamo dalla parte dei kiwi e torniamo invece, come ha detto Non, che è produttore di kiwi. Perché? Perché qui c'è un grosso problema per quanto riguarda la moria delle piante, quindi rischiamo di dover pagare a peso d'oro anche i kiwi. Sì, quest'anno sicuramente c'è una scarsa produzione di kiwi verde, di Iowa soprattutto. Ma è determinata da che cosa? Dalla moria della pianta stessa. Diciamo che la moria è determinata da un fungo che è stato importato dai vivai con delle piante nuove. Quindi anche se piantate cose nuove muoiono lo stesso? No, cioè, rischiano di contaminare le altre. E non è un problema solo nostro, di questo territorio? È un problema di tutto il Veneto, del Lazio e dell'Emilia Romagna, in parte anche della Calabria. Ecco, in Lazio però qualcuno è andato in soccorso ai produttori? Diciamo che il Lazio, tramite Coldiretti, ho visto, hanno fatto un appello importante affinché vengano inserite nel PSR delle misure strutturali per aiutare le aziende a rimpiazzare questi piantagioni. E in Veneto? In Veneto aspettiamo, vediamo se ritengono, diciamo, questa cultura valida nel territorio o no. Ecco, perché hanno detto che è marginale, ho sentito dire. Sì, beh, certo che è marginale perché rispetto ad altre culture ha delle superfici investite minori. Però ho capito io che il Prosecco, come dice il direttore, il Prosecco impazza, però qui bisogna pensare che qualcos'altro mica possiamo fare, come dire, oceani di Prosecco, prima o poi cambierà la vita, no? Però penso che a livello magari anche di nutrizione e di ambiente il kiwi abbia le carte in regola per affermarsi nel nostro territorio. Ecco, poi devi sapere una cosa, per ultima proprio direttore, è che esiste una qualità di kiwi che ha, si dice una PLV, cioè una resa pari, per non dire superiore addirittura al nostro Prosecco, quindi significa che si può fare una cultura alternativa, ad esempio con il kiwi giallo. Sì, si può fare, logicamente con investimenti che sono a volte il quintuplo di un impianto di vigneto. Ecco. Ma che però nella lunga possono ripagare tranquillamente. Quindi può esserci l'alternativa al Prosecco, questo noi volevamo dire. Se non hai domande restituisco le linee allo studio. Buona giornata. Chissà cosa dicono i produttori di Prosecco e il presidente Zaia, se c'è un'alternativa al Prosecco, è una brutta notizia. Ma io direi di no, io direi invece che è una buona notizia perché voglio dire, nel senso che possiamo dare un'alternativa. Domani mattina che dovesse finire, diciamo così, l'evento Prosecco, prova a pensare, direttore, che cosa succede qui. Non c'è dubbio, sì, su questo sono d'accordo. Grazie Lucio, grazie molte, complimenti a te, a Nicoletta Rizzetto per le riprese dei tuoi ospiti. Ricordo Agricoltura, il programma curato da Lucio Zanato, grande successo sulle nostre reti di Media Nord-Est. Andiamo in pubblicità 1 minuto e 30 e torniamo subito con altre notizie. State con noi, grazie. Avete visto il reportage di Lucio Zanato sui furti di frutta e verdura nei campi? Un altro problema, soprattutto in tempi di vendemmia, è quello del lavoro nero. Sentiamo. Attività della vendemmia 2023 nel mirino della Guardia di Finanza, che ha controllato un'azienda agricola dei Colli Iberici riscontrando l'impiego di manodopera in nero. I militari di Noventa Vicentina hanno sottoposto a controllo l'azienda rilevando che tutto il personale impiegato prestava la propria attività lavorativa in assenza di qualsiasi rapporto di lavoro e dunque in assenza di tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale. Sono stati identificati 7 lavoratori risultati completamente in nero. Nei confronti del titolare dell'azienda agricola è stata elevata una maxi sanzione che va da un minimo di 12.600 euro ad un massimo di 75.600 e la contestuale diffida a procedere al recupero delle contribuzioni previdenziali e assicurative evase, con la relativa regolarizzazione e ricostruzione dei rapporti di lavoro a favore dei dipendenti. E sempre da Vicenza, Luisa Bertini ci racconta la storia di un uomo bloccato in bici con merce rubata sotto i vestiti ed è stato denunciato.
Girava in bicicletta con una grossa e pesante borsa che ha insospettito gli agenti della squadra volanti, che hanno fermato il 38enne cittadino italiano senza fissa dimora pregiudicato per reati contro il patrimonio, trovandolo con merce rubata da un supermercato. Refurtiva per un totale di alcune centinaia di euro che aveva nascosto sotto a dei vestiti. Essendo risultato anche inottemperante al foglio di via obbligatorio da Vicenza, è stato denunciato in stato di libertà sia per inottemperanza al foglio di via obbligatorio che per il reato di ricettazione. Misure per sostenere le imprese e le famiglie, tra queste c'è quella del bonus benzina per coloro che hanno entrate inferiori ai 15.000 euro, quando hanno un ISEE inferiore ai 15.000 euro. Sentiamo cosa dicono i bassanesi intervistati dalla nostra redazione. Facendo benzina, quanto costa oggi in più? Troppo, troppo. Come si fa a sostenere questi prezzi? Usandola meno, o rincarando i prezzi ai clienti o cercando di intaccare un po' di risparmi in più, però è ovvio, cioè, il costo comincia a diventare quasi insostenibile. Meno per me, per tanti, quindi magari la bicicletta comincia a diventare più interessante come mezzo per spostarsi e si cerca magari di fare viaggi, tirare su più gente o usarla meno, magari la passeggiata al posto del... Quindi prezzi che in qualche maniera obbligano a cambiare lo stile di vita? A meno che uno non abbia un buon stipendio, un buon indotto, sì. 1.250 euro di gasolio, da mettersi a piangere, ragazzi. E dopo cos'è che dobbiamo fare? Disastro assoluto. Oggi quanto costa fare benzina? È sempre tanto, costa tanto. Si deve rinunciare a qualcos'altro per fare benzina? Se vuoi camminare in strada e fare robe che bisogna fare, così bisogna rinunciare. Purtroppo uno deve rinunciare a qualcos'altro, ma la macchina o per necessità o per qualsiasi altra cosa, la macchina serve. Allora se anche aumentano siamo obbligati a fare il pieno. La macchina si prende quando è necessario, altrimenti si può anche fare a meno. Quando si può fare a meno, insomma, è bene usare altri mezzi, più economici naturalmente. Quanto costa oggi fare benzina? Costa troppo, tante promesse, non è stato fatto niente alla fine. Quindi non bene, perché all'imprenditore ancora si scarica il gasolio, ma gli altri non ci siamo proprio. A che cosa si rinuncia oggi per fare benzina? Si rinuncia a tanto, si rinuncia anche al cibo, perché bisogna andare comunque al lavoro e per muoversi la mobilità necessita di questo. E sono notizie uscite oggi sui giornali, questi 80 euro di bonus inseriti nella card sociale per chi ha redditi bassi. Ne abbiamo parlato ieri sera, abbiamo parlato del governo a un anno dal suo insediamento, il governo Meloni, abbiamo chiesto ai nostri telespettatori di dare le pagelle al Presidente del Consiglio e al suo esecutivo. Sentiamo, ieri sera tra gli ospiti c'era anche Anna Maria Bigon in Consiglio regionale per il Partito Democratico. Sentiamo cosa ha detto. E questo sappiamo che ha un effetto molto importante sulla cittadinanza, negativo, cosa che non è così di fatto. Noi abbiamo rilevato come Partito Democratico che il problema che la Meloni voleva risolvere non appena arrivata al governo, in effetti l'ha solo triplicato il problema, non essendo in grado né di gestirlo né di risolverlo tantomeno. Non solo, non è stata in grado al momento di fare quegli accordi fondamentali o quantomeno insomma solidi e che portano dei risultati per cercare di eliminare quelle che sono le morti, anzi ne abbiamo circa 3.000 da quello che risulta di morti in questo periodo durante la traversata, per cui di fatto insomma il problema si è aggravato e tutto quello che lei diceva non ha sortito alcun effetto, non ha fatto assolutamente nulla. Conte ha fatto quell'intervento qualche giorno fa mettendo un attimo in difficoltà, io dico così, politico il Partito Democratico, ma sicuramente la Schlein, la nostra segretaria, sarà in grado assolutamente di farlo capire, il problema c'è. Dopodiché siamo un anno dal governo Meloni
e abbiamo visto che non è stato fatto assolutamente nulla. Noi abbiamo diminuito, loro hanno diminuito gli investimenti per quanto riguarda la sanità, mettendo in difficoltà moltissime persone, soprattutto quelle che non hanno redditi alti, e quindi hanno dimostrato che i LEA, come in Veneto, perché il governo è di centrodestra anche in Veneto, i LEA vengono garantiti quindi i servizi solo a chi ha disponibilità economica, non sicuramente a tutti, come dovrebbe essere la sanità pubblica. Hanno fatto le leggi aumentando le pene senza alcuna riforma a carico di quei giovani, invece di risolvere quelle che sono le problematiche relative al disagio che stanno subendo e che stanno avendo i nostri giovani. Era Anna Maria Bigon, poi se avremo tempo sentiremo anche Giuseppe Montuori di Fratelli d'Italia. Intanto vediamo il giudizio della CNA, quindi degli artigiani, su questi primi 12 mesi del governo. Primo anno di governo alla prova degli artigiani della CNA del Veneto, che venerdì si riuniranno in assemblea a Villa Foscarini. Promosso per l'ascolto, il governo ha dato attenzione alle istanze della piccola impresa e dell'artigianato, ma le aspettative sono molto alte. Per Matteo Ribon, segretario regionale, le questioni più importanti sono ancora al palo. Penso che la prossima finanziaria sarà un campo molto importante di prova. Occhi puntati sul PNRR, che ad oggi continua a tagliare fuori una buona parte del mondo della piccola impresa. Su 6.000 bandi a livello nazionale, riferisce Ribon, solo il 17% di questi è affidato a piccole imprese che rappresentano il 98% del tessuto produttivo del territorio. Noi siamo attori non protagonisti, perché in qualche maniera le riforme stanno viaggiando su una dinamica molto legata alla pubblica amministrazione e molto legata a tematiche che devono ancora trovare, per quanto riguarda il nostro mondo, una concreta partecipazione. Noi abbiamo proposto che ci sia una suddivisione per lotti funzionali, in modo che ci sia la possibilità di far concorrere le imprese. Diverse le domande poste che ora attendono una risposta: come risolvere il nodo della logistica, il punto debole del paese. Senza la logistica non riusciamo a sostenere le filiere lunghe. Serve manodopera, gli artigiani sono pronti a formare anche i richiedenti asilo, ma per farlo, dicono, serve una squadra. La bottega artigiana è per sua natura luogo di formazione, ma non può pensare di gestire la formazione solamente all'interno della propria struttura. Bisogna che ci siano dei percorsi di accompagnamento culturale, di lingua, di trasferimento di competenze di educazione civica, tutta una serie di cose preliminari che non possono essere banalizzate. In regia Francesco Cerone e Renato Cappoia. Vediamo adesso cosa ha detto sempre ieri sera a Focus Giuseppe Montuori, che è il segretario provinciale di Fratelli d'Italia della Marca Trevigiana. Parlavamo ovviamente di un anno del governo Meloni. Anno con la finanziaria che è stata durissima, verrà messo a terra tutto il PNRR, è arrivata la quarta rata. Sono state fatte le riforme legate agli aspetti dei reati più peggiori, come quello contro le donne, contro il femminicidio, quelli della criminalità giovanile. Insomma, in un anno il governo Meloni ha fatto tantissimo. Adesso che si pretenda che sia colpa del governo Meloni di aver fatto 5 milioni di disoccupati, quantomeno fa quantomeno ridere. Insomma, sono stati 10 anni al governo della sinistra, che siano fioriti in un anno tutti questi poveri, 5 milioni di poveri, come diceva la signora del PD, sembra veramente risibile. A questo va aggiunto che la Meloni non fa la scafista, e se i migranti aumentano certo non perché siamo noi ad attirarli, ma perché le politiche indegne che sono state fatte in questi anni attraverso le ONG, venite tutti perché c'è posto per tutti, e questo è quello che dice il PD, e ha ragione Conte, dei 5 Stelle una delle poche cose che dice giusta, hanno sempre detto che dobbiamo accogliere tutti, pur non potendo, pur mandandoli magari a lavorare nella criminalità organizzata, pur facendoli fare le prostitute, lasciando i bambini negli orfanotrofi. Questo è quello che ha permesso alla sinistra in 10 anni di governi lassisti rispetto a questo tema. Questo era Giuseppe Montuori ieri sera a Focus. Andiamo a Bassano del Grappa, perché è incredibile ma vero, il Tempio Ossario è sempre chiuso. Sentiamo le notizie che ha raccolto Alex Giuliano in una intervista. Vediamo.
Tempio Ossario di Bassano che continua a far discutere, chiuso la domenica, chiuso i festivi, che sono i giorni di maggior attrattività, maggior afflusso di turisti e visitatori in città, con l'onorevole Germano Rachella che si è sempre speso e battuto per risolvere, chiamiamolo così, il problema Tempio Ossario. Cerchiamo di fare il punto della situazione. Qual è lo stato d'arte oggi? Perché il Tempio Ossario continua a rimanere chiuso nei giorni in cui tanti turisti cittadini chiedono che invece possa essere fruibile, visitabile? Beh, come ha detto lei, sono 3-4 anni che oramai io seguo la vicenda del Tempio Ossario e la vedo sempre più in salita. Da Roma non ho notizie confortanti, anche perché l'ultima volta che li ho contattati circa un mese fa mi dicevano che tutte le risorse per ora sono per la sistemazione dell'area di Puglia e dunque Bassano, Asiago, i nostri ossari devono ancora aspettare, anche se in teoria ci sono i fondi per la loro messa a punto. Per quanto riguarda Bassano, io ho fatto vari appelli, anche chi ora sta a Roma, perché non nego che è difficile da lontano gestire una situazione del genere, di darci una mano. Comunque non siamo fermi, è già da 4-5 mesi che un gruppo di, chiamiamoli amici del Tempio Ossario, si stanno trovando per riuscire a creare un comitato per la sua salvaguardia. In merito a quello che lei poc'anzi ha rilevato, cioè che è chiuso, proprio lunedì prossimo avremo un incontro con il progettista del restauro e un avvocato per capire come possiamo riuscire a fare questa convenzione con le varie associazioni combattentistiche, permettendo così di far a tutti i turisti visitare questo posto del ricordo in memoria di chi è caduto per la nostra libertà. La situazione, lo ricordiamo, e l'onorevole Rachella ci confermi se le cose stanno così, riguarda la copertura assicurativa di chi, volontari, quindi membri facenti parte delle associazioni combattentistiche, durante la domenica o i festivi si impegna il proprio tempo, dà la propria disponibilità per appunto mantenere aperto il Tempio Ossario. La copertura assicurativa è un aspetto importante perché bisogna trovare la quadra fra Onor Caduti, la Curia, il Comune di Bassano, insomma bisogna in questo triangolo cercare di capire come si può risolvere il problema. Lei diceva che formando questo comitato può essere la scelta giusta. Sì, può essere la scelta giusta anche per capire lo stato di fatto, lo stato attuale, come siamo messi, perché dopo anni che sono passati, anche per la sua ristrutturazione, penso che i costi siano lievitati di molto. Dunque con il progettista e appunto con un avvocato dobbiamo riuscire a capire dove anche noi comuni possiamo ad arrivare per dare copertura assicurativa a chi si prende l'onere di tenerlo aperto. Non cosa da poco, c'è un amico del Tempio Ossario che ha fatto un lavoro immane, che è quello di individuare dove sono nati i militi che stanno riposando all'interno del Tempio Ossario. Allora, questo era Alex Giuliano da Bassano del Grappa. Restiamo a Bassano per l'annosa vicenda del Teatro Astra. Non ci sono notizie, il Comune non dà informazioni e quindi è nato il comitato per salvare questo storico edificio. Sentiamo Vanessa Banzato. Teatro Astra tutto tace, un silenzio assordante sul destino di quella che fu la culla della cultura e dell'arte della città, che oggi sta letteralmente crollando davanti agli occhi dei bassanesi, che assistono impotenti alla fine impietosa di questo storico edificio. Un silenzio e un immobilismo che hanno fatto sentire forte, alta e chiara la voce del comitato per salvare il Teatro Astra, presieduto da Carlo Brunetti. Dal punto di vista, diciamo, dell'approccio tra comune e proprietà eccetera, c'è un gran silenzio, nel senso che non sappiamo che cosa stia bollendo in pentola, questo è il discorso. L'amministrazione ci ha comunicato che stanno cercando di capire, stanno dando anche un incarico a un esperto, che non so chi sia, ma che possa valutare meglio la convenienza, i vantaggi e gli svantaggi di acquisire l'immobile
oppure in alternativa di fare anche un teatro nuovo. Ecco, spunta un nuovo esperto, come se non bastassero i consulenti esterni nominati in questi 4 anni dalla giunta Pavan a vario titolo. Queste cose sono un po', come dire, spiazzanti per noi del comitato, che ci siamo sempre battuti perché questo teatro ritorni, diciamo, di proprietà della città come teatro. Ricordo che sull'immobile persiste un vincolo d'uso che non può essere altro che quello di teatro, come dice la sovrintendenza. Nello specifico sono stati annunciati i lavori di sistemazione del teatro, a cominciare dal tetto crollato su quelli che erano il palco e le poltroncine della platea, ma non è dato conoscere entità e tempi, nonostante le richieste avanzate più volte dal comitato all'amministrazione comunale e alla proprietà. La situazione negli ultimi tempi è chiaramente drasticamente peggiorata, come abbiamo visto, e questi lavori dovrebbero sono fatti per cercare di riparare, diciamo, quello che è successo, e speriamo di migliorare qualcosa. Siamo anche preoccupati per quello che all'interno c'è ancora di buono da salvaguardare, insomma. Quindi speriamo veramente che succeda qualcosa di buono questa volta. Breve stacco pubblicitario, ci ritroviamo qui tra pochissimo. Nuovo in diretta con Focus TG, manca il personale a scuola e allora a Canale di Scodosia il sindaco ha deciso di mettersi a disposizione per l'accoglienza anticipata degli alunni. Sentiamo. Il lavoro più bello e più facile del mondo, perché i bambini alla mattina sono tutti buoni, tranquilli, assonnati e ti parlano con una vocina bassa, sono tutti calmi e tranquilli. Il più contento è proprio lui, il sindaco Marcello Marchioro. Il primo cittadino ha deciso di mettersi a disposizione e di occuparsi della gestione dell'anticipo scolastico. Manca personale nella scuola primaria di Casale di Scodosia e così il sindaco alle 7:30 per tutto il mese di settembre ha deciso di occuparsi personalmente dell'accoglienza anticipata dei 16 alunni che arrivano a scuola prima perché i genitori devono andare al lavoro. Ho una lista della presenza, gli faccio trovare il nome a loro e loro me lo segnano, senza che lo faccia io, così imparano anche a trovare il suo nome e poi guardano le TV. Facciamo su una sala con computer. Adesso la situazione si è risolta, ad ottobre gli operatori scolastici gestiranno l'anticipo, ma intanto il sindaco ha voluto prestare un servizio per il suo paese e lo ha fatto divertendosi. Servizio Valentina Visentin, vediamo la storia a lieto fine di un gattino che è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere rimasto incastrato nel motore di un'auto. Si era intrufolato nel motore di un'auto. Per salvarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Parliamo di un gattino che lunedì mattina a 2 Carrare si è nascosto sotto il cofano di una vettura parcheggiata in via Mezzavia. A dare l'allarme una donna che camminando ha sentito il miagolio di un micio provenire da un'auto in sosta. Pronto l'intervento dei pompieri di Abano Terme che alla presenza della proprietaria della vettura che ha aperto il cofano sono riusciti ad estrarre il micio dal vano motore. Il gattino è stato quindi messo in una portantina e preso in custodia da una volontaria di un'associazione che si occupa di curare gli animali per essere poi adottati. Ed è morto a 94 anni Luigi Dallava, storico calzolaio di Codognè, era il più anziano ancora in attività nella Marca. Vediamo il servizio di Nicola Zanetti. Avere una certa ambizione di accontentare la persona che occorreva qualcosa dal calzolaio. E ora ti era orgoglioso perché ti fai la scarpa in misura. L'orgoglio di fare il suo mestiere non l'ha mai lasciato nemmeno per un istante ed ora che Codognè e la Marca dicono addio al più anziano calzolaio in attività resta la nostalgia di quella passione. S'era andato in punta di piedi Luigi Dallava, Gigetto di Roverbasso come tutti lo conoscevano. Sempre attivo nonostante l'età.
Classe 1929, lo avevamo incontrato nel 2021 quando il Covid faceva ancora paura, ma non a lui, che dall'età di 15 anni si metteva ogni giorno il grembiule e sedeva al suo tavolo di lavoro colmo di chiodi, di pezzi di cuoio e di altri attrezzi personalizzati. Questa qua ti butta sul mastice e te ne stira, e dopo ti incolla il tac, la siola. Hai i pennelli per mastici, pensa Infatti mi sti qua, tutti cacciavite. Una vita a soddisfare i clienti, a dare il meglio, a veder passare in bottega tutte le classi sociali del paese. I politici che scarpe mettevano? Era più vecchio perché faceva durare dei pino e faceva più aggiustare. Mi l'ho fatta a tutti perché sebbene chi era povero una volta, mi aveva la missione di farsi fare la scarpa del calzolaio. In queste ore il post su Facebook dei familiari che gestiscono l'omonimo storico negozio di calzature a Roverbasso. L'addio commosso a un pezzo di storia. Non si fermava mai Luigi Dallava, in bici lo si vedeva spesso, ad animarlo la passione per il lavoro e quell'orgoglio che non lo ha mai abbandonato. In tutti questi anni quante scarpe hai riparato? Non ti puoi far conti. Opla! Ovviamente aveva perso il conto. È tutto per oggi, grazie per aver scelto Focus TG. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.